I militari del comando provinciale di Agrigento della Guardia di Finanza hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto residente a Montallegro per detenzione di armi clandestine sottoposto a sequestro di 2 fucili alterati, in particolare sulla scorta di elementi informativi acquisiti in capo al predetto soggetto già noto alle forze di polizia. I finanzieri del gruppo di Agrigento hanno eseguito una perquisizione presso la sua abitazione, individuando un vero e proprio laboratorio domestico al cui interno erano custoditi 2 fucili con caratteristiche strutturali balistiche alterate e l'attrezzatura necessaria per la realizzazione di tali modifiche. Le armi in questione erano originariamente fucili ad aria compressa che avrebbero dovuto avere una modesta capacità offensiva con una potenza limitata. I preliminari accertamenti della Guardia di Finanza di Agrigento hanno invece permesso di rilevare che le modifiche apportate utilizzando macchinari dedicati come un trapano professionale avevano maggiorato sensibilmente il potenziale offensivo di 3-4 volte rispetto ai valori consentiti dalla legge. Ciò ha comportato la riqualificazione dei fucili, uno dei quali dotato anche di mirino ottico per il tiro di precisione, a vere e proprie armi clandestine, sottoposte a sequestro, unitamente a quasi 2000 pallini di varia grammatura costituenti il munizionamento. Alla luce di quanto emerso, il soggetto è stato denunciato, tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Agrigento. L'azione dei militari della Guardia di Finanza si inquadra nell'ambito del contrasto ai fenomeni illeciti che minacciano sicurezza, evidenziando l'operato delle Fiamme Gialle a tutela della collettività attraverso il concorso al mantenimento dell'ordine pubblico a tutela dei cittadini e della legalità. L'attività descritta si colloca nella fase delle indagini preliminari, allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e in attesa di giudizio definitivo sussiste la presunzione di innocenza.